che è successo? 4 gol, ma che è successo? Non ci sto capendo più niente, non ci capisco più niente. Che è successo? E il Napoli doveva perdere, e il Napoli ha rubato l'Inter, e un Napoli perde di sicuro, avete perso 1-0 all'andata, l'Inter è più forte di voi, quando hai giocato con l'Inter non vincete mai. Addoiate, ora non avete obiettivi, noi abbiamo l'obiettivo, ne veniamo a Napoli, veniamo a vincere, giochiamo la schedina del 2 dell'Inter, e l'Inter vince, e l'Inter non può perdere con il Napoli perché siamo superiori, e non fa nemmeno scuola media, ha da fare sulle superiori, poi sì, 4 gol da voi, sì, ne prendiamo 3, perdiamo 3-0, ma che voi suonate? Che è successo? Ma sciratevi lo suono, andatevi a due scaffini da faccia così, sciratevi un attimo, perché ne avete piato 4? 4, voglio 4, e sono pure poco 4, sono pure pochi 4. 10 minuti di partita fatta all'Inter, 10 minuti. Poi vorreste solo Napoli, solo il mio Napoli, solo il più forte del mondo, solo Napoli, voglio. Ma come ha giocato questo Napoli, nonostante non ci abbiamo obiettivi, come abbiamo pazziato, voglio. Come abbiamo dominato tutte 70 minuti, 80 minuti, 80 minuti abbiamo dominato. Diamo 75, poi un quarto d'ora hanno giocato l'Inter, i primi 10 minuti e poi gli ultimi 5 minuti. Ovviamente in tutta la partita hanno creato quelle 2 o 3 palle gol. Koulibaly ha fatto un salvataggio mostruoso, ma eravamo già sul 3-1 quando ha fatto il salvataggio Koulibaly. Koulibaly non ha fatto passare nessuno, voglio, è mostruoso Koulibaly. E chi dice come che lui, vabbè, che lui babbione, stu battuto, non voglio fare nome perché non mi piace, che dice Koulibaly è sopravvalutato, questo è il fenomeno Koulibaly, pigliati sto limone, mo, hai visto Koulibaly che ti ha fatto, no? Noi ce l'abbiamo il top player, Koulibaly è forte, voglio. È uno dei difensori più forti al mondo. Tra i 5 difensori più forti al mondo te lo metto Koulibaly, voglio. Mettetelo per iscritto sul quadernino a dove tu. Niente, voglio, partita dominata. Che ci dice? Un Napoli su ogni fronte, diciamo sia tecnicamente, a livello di possesso palla, a livello di tiri in porta, perché abbiamo tirato più assai dell'Inter. Ti ho detto, l'Inter ha fatto quelli 10 minuti al primo tempo, lì si è sfugato un attimo, poi siamo venuti fuori noi, la nostra qualità, la nostra superiorità, che lo dice sia in classifica sia stasera, perché ti hai pigliato 4 pizze, come vuoi chiamare tu, 4 pizze, 4 pere, 4 babà, vedi tu, come ti piacciono a te, scegli tu, ti facciamo scegliere a te. Questo è, voglio. Mi dispiace per i miei amici che saranno incazzati neri, voglio, però questo è. Se vuoi perdere facile, basta chiamare il Napoli e il Napoli ti fa perdere facile, voglio. Ne pigli 4 e te ne vai a casa, te ne torni a casa tua, magari ci ripensi, dici ne potevo pigliare pure 5-4, ma basta, almeno mi metta la coscienza a posto, tutte cose. E capisco che il Napoli è troppo forte, dicecelo pure tu, succede stasera. Voglio c'erano a vendicare un risultato 1-0, mi dispiace ancora per voi interisti, che oggi siete tristi, siete diventati intertristi per la sconfitta, però voglio, ci voleva il 4-1, ci voleva proprio per morale, dopo il risultato dell'1-0 all'andata che avete vinto, perché il risultato bugiardo, diciamo la verità, quella doveva finire in pareggio che è la partita, per l'occasione anche di Zielinski sulla linea, stasera Zielinski ha segnato, che cazzo di gol t'ha fatto? Per non parlare Fabio Ruzzi, doppietta e quell'altro, insomma voglio 4 gol stratosferici, voglio sto Napoli finalmente, ovviamente quando non abbiamo obiettivi stiamo vincendo tutte le partite, da quando siamo usciti fuori dalla Europa League con l'Arsenal, chi si aspettava, diceva magari il Napoli cala, ora fa il crollo, quello e quella, abbiamo vinto tutte le partite, voglio, tutte quante. Non abbiamo fatto uno sbaglio, ovviamente. Capite? È stata la Juve a sbagliare, ovviamente ha vinto lo scudetto, diciamo, faccio, capite? Così, che cazzo se ne fotti più, ha vinto lo scudetto. Ma parlando di questa partita, Koulibaly mostruoso, perché secondo me è uno dei migliori in gamba anche lui, perché non ha fatto passare nessuno,
cioè, come ho detto, quello è il pilastro del Napoli. Da lì dobbiamo costruire il nuovo Napoli e gli Annanzi. Ma Mertens, purissimo, che cazzo di gol da fatti sulla traiettoria di Caia con l'inserimento di testa. Voglio cominciare a segnare pure test, nonostante sia un buffo come dicono la gente che a noi ci chiamate puffi. Ha visto Buffett? Ha chiamato a chi lo servizio. Voglio. Niente, vittoria meritata, nonostante l'Inter aveva l'obiettivo di centrare la Champions League. Secondo me la centrerà nell'ultima partita, perché secondo me l'Inter, nonostante l'Empoli si debba salvare, deve fare risultato a Milano, secondo me l'Inter la vince a Milano, poi giù non c'è storia, secondo me l'Inter centrerà l'obiettivo nell'ultima giornata e niente, poi giù, noi siamo secondi già da un po'. E oggi abbiamo confermato anche la superiorità sull'Inter, nonostante fossimo secondi, abbiamo confermato anche di essere più forti sul campo. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa partita del Napoli, se vi è piaciuto tutti i giocatori, ovviamente Fabio Ruiz che era morto è rivivuto, è ritornato e ha fatto doppietta contro l'Inter. Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da me il Ciucciarillo e forza Napales!